Oggi, in questa occasione, lei però ha incontrato anche i comitati in difesa dell'ospedale di Latisana. Sì, è stata l'occasione per uno scambio di battute, prima con il sindaco Benigno di Latisana e poi anche con i membri del comitato, ai quali ho detto con grande chiarezza che ho colto la loro richiesta di superare tutte le criticità che riguardano la pediatria. Quello è un tema fondamentale, al di là del punto nascita il tema della pediatria è e resta fondamentale anche e soprattutto per l'ospedale di Latisana. Noi stiamo lavorando per raccogliere tutti i dati proprio perché voglio mostrare dei dati e anche acquisire tutte le relazioni delle direzioni sia di Palmanova che di Latisana, perché credo che bisogna anche lavorare su dati certi e sulla possibilità di lavorare anche non soltanto sulle intenzioni ma anche su qualcosa di concreto. L'ospedale di Latisana deve diventare l'ospedale d'eccellenza per l'emergenza e l'urgenza proprio per le distanze, ma deve essere anche un ospedale che oltre a garantire la pediatria come già fa per tutto l'ambito diurno dalle 8 alle 20 deve anche garantire la possibilità di un accesso notturno per le situazioni di emergenza. Come abbiamo dimostrato, come dimostreremo, questo può avvenire assolutamente sulla Tisana e nei casi nei quali sarà necessario, come del resto già avviene ancora prima dell'intervento sul punto nascita, dare la garanzia di un trasporto senza problemi per Palmanovo o per gli ospedali nei quali devono essere accolti i pazienti.